Un gesto semplice ma concreto. L'Università di Verona, alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, ha scelto di dipingere una panchina di rosso, la panchina rossa del Polo Zanotto. La panchina rossa del Polo Zanotto non è solo un simbolo, ma è anche un impegno concreto della comunità universitaria di Verona di confermarsi un luogo di ascolto, di consapevolezza rispetto a queste tematiche. La panchina rossa del Polo Zanotto è la prima di una lunga serie in tutte le sedi dell'Ateneo di Verona, ma è anche uno spazio aperto, è uno spazio che invita a fermarsi, sedersi, ad agire tutti assieme per implementare le pratiche a contrasto della violenza sulle donne. Questo gesto, come altre iniziative portate avanti dall'Università, il CUG, la consigliera di fiducia e l'apertura dello sportello antiviolenza, dimostra che l'Università si stia attivando per il problema sistematico che è la violenza di genere e che si stia muovendo verso un ateneo che sia realmente accessibile, che promuova la cultura del rispetto, dell'emotività e dell'affettività. Come studentesse e studenti crediamo che sia anche giusto portare avanti percorsi di educazione sessuaffettiva nelle scuole, ma appunto anche in università. Da un lato garantire la sicurezza e contenere i fattori che portano all'insorgere di questo genere di fenomeni, contenerli attraverso diversi canali, che passano anche da un piano culturale, un piano che riguarda quindi molto la nostra popolazione studentesca, con azioni che permettano di veicolare altri modelli di relazione e altri modelli di responsabilità. Tutta la nostra comunità si deve sentire corresponsabile di tutelare le persone che sono in condizioni di maggiore fragilità, e in questo caso stiamo parlando delle persone vittime di violenza, in modo tale che non si sia impotenti testimoni, ma copartecipi di un processo anche di cambiamento. Il Comitato Unico di Garanzia ha tra i suoi obiettivi proprio la promozione della cultura del rispetto, la eliminazione delle discriminazioni, la promozione del benessere di tutta la comunità universitaria. Per questo con la rettrice, la delegata e molte altre figure istituzionali il lavoro è avviato da tempo. Questa iniziativa si inserisce chiaramente in questa direzione e l'obiettivo è lanciare un segnale forte e ben direi riconoscibile dell'impegno che l'Ateneo ha assunto in questo senso.